Hanno conquistato la fiducia della loro vittima, un cinquantenne di Vedelago con problemi psichici, offrendogli da bere uno spritz al bar. Ma gli intenti che muovevano i 4 nomadi, 2 residenti in provincia di Treviso e 2 nel Veneziano, erano tutt'altro che amichevoli. Hanno utilizzato l'uomo solo al mondo come un vero e proprio bancomat. I 4 hanno convinto il cinquantenne a firmare assegni in bianco, l'hanno poi accompagnato in banca e alle poste ad aprire conti correnti. L'uomo si fidava totalmente di loro, che non hanno perso tempo a spendere il denaro. Gli acquisti fatti dai nomadi ammontano a circa 25.000 euro. Parliamo da materiale sanitario all'arredamento, schede telefoniche e anche hanno acquistato un'affettatrice per il valore di 4.500 euro. Inizialmente a finire nei guai è stato proprio la vittima dei 4 truffatori che hanno usato il suo nome per piazzare un assegno scoperto. Durante le fasi di accertamento i carabinieri hanno scoperto che non poteva essere stato di certo il cinquantenne l'autore del raggiro. Hanno così approfondito il giro delle sue amicizie, arrivando a ricostruire il percorso dei flussi di denaro che dai suoi conti finiva dritto dritto nelle tasche dei nomadi. Si tratta di pluripregiudicati sui quali gravano ora nuovi capi d'accusa. Dopo aver ricevuto la segnalazione sono state attivate immediatamente le indagini e la vittima ha presentato denuncia per circonvenzione di incapaci, truffa e sostituzione di persona.